Abbiamo raccolto 500 firme e abbiamo iniziato questo percorso che è ancora, come dice la canzone di Vasco Rossi, che siamo ancora qua. Già, siamo qua. Dopo 2 anni non sappiamo niente. Un anno dopo tornano a protestare i residenti del quartiere Mandri a Padova per chiedere la riapertura del punto prelievi dell'Opera Immacolata Concezione, chiuso nel 2020 durante la pandemia. Un servizio molto utilizzato dai residenti più anziani che in questi anni sono costretti ad andare in altri quartieri o addirittura fuori comune per fare gli esami del sangue. Per il nostro quartiere non avere un punto prelievi è un problema molto grosso, perché le persone che non hanno la macchina, e ce ne sono persone anziane così, devono recarsi o a Abano o fuori a Padova, e questo crea dei disagi notevoli. Inizialmente i residenti avevano avuto una rassicurazione dalla regione. Entro settembre 2025 ci sarebbe stata la riapertura del punto prelievi, ma nulla ancora si è mosso, niente è cambiato, con buona pace di questi anziani che si vedono costretti ad elemosinare passaggi in auto. Devo sempre chiedere a qualcuno che mi porti, perché io ho 2 figlie, una in Toscana e una in Liguria. Sicché qua sono da sola, non ho nipote, non ho nessuno. Devo sempre chiedere a qualcuno che mi porti perché ho avuto tumore al seno. La gente a una certa età non ha più la patente e deve rivolgersi a estranei se non ha i figli, e quindi deve uscire dal quartiere anche per piccoli prelievi. Da qui la decisione di tornare a protestare in 50 agguerriti con cartelli e megafoni per rivendicare il loro diritto alla salute. Dalla regione si attende una risposta entro fine mandato, il prossimo novembre. A chiederlo anche la consigliera regionale del Partito Democratico, Vanessa Camani, che in questi anni ha più volte interrogato l'assessore alla sanità chiedendo la riapertura del punto prelievi della Mandria. È la dimostrazione, questo fatto, della distanza che esiste tra i bisogni dei cittadini e la capacità, la velocità, l'efficienza con cui la regione dà delle risposte. Ogni volta prorogano e posticipano di 1 mese l'apertura, promesse continue che non vengono mai mantenute. E noi siamo di nuovo qua in piazza perché la lentezza della regione non può cancellare un bisogno sanitario che in questo quartiere è molto presente